Adesso la parola a Vanessa Camani, capogruppo del PD in Regione Veneto. Grazie. Buongiorno a tutti. Intanto ciao Elli, benvenuta a Verona. Ringrazio la segreteria nazionale, ma anche Andrea e Franco che hanno pensato a questa iniziativa, perché credo sia utile tornare ad interrogarci su come e quanto l'Europa possa realmente determinare o condizionare lo sviluppo dei territori, dei nostri territori e le sue traiettorie. Dentro un dibattito pubblico che spesso intende le elezioni europee come mero test di gradimento dei partiti ai fini esclusivi di politica interna, riportare la discussione su quale Europa vogliamo e su dunque come vogliamo che agisca nei nostri territori, nella nostra regione, mi sembra un contributo prezioso che possiamo dare al dibattito. E lo dico soprattutto oggi e soprattutto in questa regione. Soprattutto oggi perché in un contesto segnato dalla crisi di un modello di sviluppo e dal rimescolamento dei bisogni, la legittimazione dell'Europa passa inevitabilmente dal dimostrarsi concretamente capace, come democrazia, di rispondere a questi nuovi bisogni ridisegnati. Bisogni che appunto, pur rimescolati per genere, per generazione, per censo, per latitudine, tendono a ricomporsi oggettivamente attorno a due assi portanti, quello del lavoro, in questa regione diremo i lavori, e quello dell'ambiente. L'incremento della competizione globale e le spinte concorrenziali insostenibili hanno infatti già danneggiato il pianeta e hanno già danneggiato la qualità del lavoro e hanno definito un sistema che, oltre ad essere manifestamente antisociale, si sta rivelando, si sta riscoprendo spesso anche antieconomico, tanto che le imprese e il lavoro stanno già pagando un prezzo altissimo rispetto a questa insostenibilità. Non è più sostenibile la risposta degenerativa verso cui si sta orientando il mondo del lavoro, spinto dallo sviluppo tecnologico spesso incontrollato e dalla transizione povera, diceva Antonio prima, dalla manifattura al terziario. Ma anche il welfare state, cioè la protezione verso le necessità delle persone, presidio di democrazia, non sembra più in grado, non so se irrimediabilmente compromesso, di rispondere a richieste sociali sempre più ampie e sempre crescenti. Serve dunque con l'Europa ridefinire il modello di sviluppo e riprogettare la modalità con cui creiamo valore, soprattutto, dicevo, in questa regione, dove non basta più amministrare l'economia e gestire l'ordinario, come è stato fatto in questi decenni. Bisogna fare di più, serve preoccuparsi di tenere insieme la società, serve puntellare le istituzioni, serve alimentare la partecipazione a tutela di una casa comune che, se continua così, rischia di rivelarsi inservibile anche per chi oggi si illude di poterla utilizzare a proprio piacimento, a proprio uso e consumo. Faccio un esempio molto concreto. In Veneto stanno già arrivando oltre 2 miliardi di fondi europei, solo i fondi FESR e FS+. Dovrebbero servire, questa è l'ambizione che ci danno e ci indicano le istituzioni europee, a superare le disparità territoriali per costruire uno sviluppo giusto e a superare le diseguaglianze sociali attraverso una coesione che sia inclusiva. Saremo in grado in questa regione di cogliere questa possibilità, perché per farlo dovremmo realizzare un'idea che io oggi francamente non vedo in Veneto, chiara ed efficace, di un modello nel quale il valore di sviluppo, il valore prodotto, e non mi riferisco esclusivamente a un valore di tipo economico, sia davvero un valore diffuso, un valore condiviso con la società. E su questo proviamo a fare un'alleanza, un patto, diceva Antonio prima, all'interno del quale le imprese si impegnino a produrre profitto e ricchezza in modo socialmente accettabile e ambientalmente sostenibile, ma nel quale anche le istituzioni si impegnino a riorganizzare, a ridisegnare il campo da gioco, in modo che si possa massimizzare non tanto il profitto come è stato finora, ma soprattutto il valore generato, offrendo strumenti e risorse adeguate, perché nessuna impresa può esistere isolata dalla società e nessuna impresa può crescere in una società che arretra. E allora torno da dove ero partita e vado a concludere.
e cioè sugli assi portanti su cui le istituzioni possono contribuire a fare avanzare sia le imprese e sia la società, il lavoro e l'ambiente, che devono divenire i nuovi algoritmi di un'intelligenza politica che riorganizzi la società e la speranza. Il lavoro che deve smettere di essere considerato come mero fattore di produzione alla stregua di tutti gli altri, per tornare ad essere riconosciuto come leva di emancipazione e protezione sociale, quindi stabile e giustamente retribuito, e come dimensione cruciale e preziosa delle persone, come valore su cui investire. E l'ambiente, che non deve essere più inteso come vincolo, ma come risorsa straordinaria, come opportunità. Mi piacerebbe che si cominciasse in questa regione a non interpretare più in maniera contrapposta le parole sviluppo e ambiente, ma che si cominciasse a leggere la parola sviluppo sostenibile tutto attaccato come un'unica parola, perché non c'è un'alternativa a quello sviluppo lì. Ecco, io credo che queste siano le sfide che noi dobbiamo raccogliere, i temi attorno a cui chiedere all'Europa delle risposte, e spero anche che sia il tempo in cui la nostra regione su questi fronti sappia fornire qualche risposta un po' più convincente. Grazie e buon lavoro.